Inizia il secondo tempo, questa partita per il momento è andata con velocità di crociera, con un punteggio più o meno costante, qualche fiammata da entrambi i lati, ma soprattutto un prima parte del secondo quarto un po' addormentato la squadra di casa, per poi aprirsi sul finale del primo tempo. Rimessa per il Marano, affidato alle abili mani di Eva Totti, però perdono il pallone, si apre subito un contropiede sparacchiato, però deve essere una buona occasione per aprire subito le danze. Adesso la solita della Totti, serve Alice Xausa, poi tira per Zamboni e un bel canestro, attenzione a non distrarsi. Tanto la Chiara Basso ha questo movimento fantastico che mette fuori tempo il suo difensore, e poi anche quella mano lì che gli permette di analizzare. Intanto Angela Sartori recupera un ottimo pallone chiuso da Nina Pizzinato, che finalmente trova confidenza con il sottocanestro. Ottimo risposta al primo canestro della squadra ospite, si riproduce un po' l'inizio della partita. Anche la Chiara cosa ha fatto? Un bel recupero di pallone e poi da per terra subisce il fallo della capitana Eva Totti, dormita della squadra di casa. La Chiara Nina Pizzinato che va a stampare un bel 4 punti dietro fila. Angela che quasi recupera di nuovo il pallone, ma ci pensa poi Chiara Basso, che trova un'autostrada aperta, quasi subisce il fallo. Cosa ha fatto? Chiara Basso subito obbligato al time out. Coach Alessandro Carollo, che il punteggio si è aperto in un attimo di 8 punti, punteggio di 15-37 per le squadre di casa. Poco da dire per coach Morao, perché questo inizio di quarto veramente, dopo il primo canestro, è stata una risposta immediata dei ragazzi. Prende il gioco, ha fatto 8 punti, neanche un minuto e mezzo. Sicuramente dovranno chiudere un po' di più in difesa le ragazze ospiti, che erano un attimo distratte anche sulla rimessa. In campo per il Padova con il numero 18 Margherita Boldrin, Angela Sartori 14 Chiara Basso, numero 26 Rebecca Zorzi e il numero 29 Nina Pizzinato. Intanto palla recuperata dalle padrone di casa, che si affidano alle abili mani di Margherita Boldrin per la rimessa dal fondo. Tanto pressano alte le ragazze ospiti, no, pressano alto no, perché tanto recupera il pallone numero 17 Alice Xausa, che poi prova a aprire per Carlotta Randon, che spinge sulla fascia, sta per perdere la palla, ma la recupera Greta Busato, poi trova un tiro un po' forzato, in qualche modo quel tiro da 3 della Carlotta Randon. Tanto la Busato recupera un bel pallone e subisce fallo in dinamica di tiro e andrà a tirare 2 tiri liberi. Il pubblico di casa di ospite sta un po' esagerando, usa una tecnologia un po' poco consona
a un under 15 femminile, ma tant'è. Tiri liberi affidati a Adele Zambon, che realizza il primo, bella mano questa ragazza maranese, punteggio 37-16, 2 su 2, molto bene i tiri liberi, tanto Chiara Basso rimette per Nina Pittinato, in qualche modo apre per Chiara Basso, fa buona difesa dal numero 17, attenzione a non subire Angela Sartori, le va in soccorso, sempre il palleggio molto alto, quasi perde il pallone, si ferma sulla linea, poi fortunatamente la numero 9 poteva astenersi, la Greta Busato, dal pressare così sulla linea che stava per perdere l'equilibrio. Tentava commettere fallo, rimessa affidata a Odume Stessi, che intanto è entrata al posto di Nina Pittinato, no, non si sa di chi. Intanto Chiara Basso non si avvede, sta per perdere il pallone, poi poteva servire. Angela Sartori si ferma, azione prolungata, Chiara Basso alla fine trova un grandissimo canestro, molto intelligente questa azione, hanno messo ordine, hanno aspettato con pazienza cercare un varco e poi si è praticamente autocostruita. Chiara Basso sta giocando molto bene oggi, quasi in versione MVP, tanto la Adele Zambon sparacchia da lì del fondo. Intanto Stessi passa a Margherita Boldrini che palleggia, attenzione a piede perno, in qualche modo sta per perdere, là poteva tirare Chiara Basso che ce l'ha quel tiro, però ovviamente è difficile, ma si guadagna, linea di fondo, attenzione 3 secondi, Angela Sartori tira da lontanissimo, cosa trova Angela Sartori? Tiro veramente ad alto tasso di difficoltà, con la tabella quasi ad effetto, il pallone entra 41-17, mancano 6 minuti, qua nessuno va a prendere il rimbalzo e alla fine ci va Stessi Odume che porta anche il pallone. Tanto la Chiara, ma cos'ha oggi questa ragazza? Cosa ha mangiato? Sicuramente una lasagna molto ben condita, perché sta veramente producendo gioco in tutte le modalità. Risponde la numero 11 del Malagna, Sofia Dalla Fina, con un bel canestro in velocità. Chiara Basso cerca Angela Sartori, non la trova, ma rimessa per il Padova, e c'è intanto la Alice Xausa ed entra col numero 10 Sofia Sella. Tanto esce Nina Pittinato, rientra la Sofia Tolandona, un evidente mismatch, arriva fino in fondo, bravissima perché aveva visto la Boldrini libera, però il passaggio è fuori misura. Però van bene queste azioni perché dimostra maturità cestistica sempre in crescita. Tanto imposta il gioco la Zambon, serve la Noemi Lombardi che non trattiene, quindi nuova azione quando ormai se n'è andata a metà del terzo quarto. Assaggio un po' col brido di Stessi Odume a favore di Chiara Basso che inizia. Bella questa lettura, però viene chiusa molto bene. No, la Sofia Tolando, che mano ha questa ragazza, che mano ha questa mano in così tanti centimetri, è veramente grande risorsa per questa squadra, e va a aprire ancora il punteggio 45-21. Tanto fanno girare palla, va a recuperare il pallone Stessi che
vede la Sofia Tolando, dai e vai con l'Angela Sartori, ma viene chiusa, si gira, in questo caso forse un po' di pazienza non avrebbe fatto male. Nuova azione per la Stessi, quasi recuperata della Marano, quasi recuperata del pallone, e poi una bella azione in percussione di Sofia Sella che non si intimidisce ad andare dentro all'area avversaria. Intanto Sofia serve Angela Sartori che sbaglia, ma con la sua solita grinta va a recuperare il pallone, poi ritira ma non tocca neanche il ferro, rimbalzo Chiara Basso, poco movimento ha fatto Chiara Basso, ma cosa ha fatto? Ma chi l'ha fatta questa ragazza? Veramente partitona per Chiara Basso. Tiraccio poi il rimbalzo recuperato dalla Sofia dalla fine, che finalmente un altro canestro. Questo tiro veloce ma calmo che è spesso efficace. Dai e vai sempre sull'asse Sartori. Tolando però Sartori forse qualche alla fine, ma qua sembrava che avesse toccato una giocatrice di casa perlomeno con la gamba, ma insomma poco male. Doppio cambio nelle file del Padova, entra Elena Ferrara e Rebecca Zorzi, escono Margherita Boldrini e Chiara Basso, che ha dato veramente anche l'anima a bassi centimetri, quindi maggiore velocità, maggiore forse anche difesa, anche se c'è particolarmente bisogno in questa fase, perché siamo 47-25, il punteggio si è veramente passi della numero 4 Greta Martini, potrebbe essere Stessi, prova bella finta della Elena Ferrara, che forse poteva anche tirare, ha preferito servire Angela Sartori, che poi sbaglia a prendere l'imbalzo, palla 2, freccia dice Padova, quindi rimessa affidata sempre ad Angela Sartori, che prova nessuna libera, poi viene chiamata Rebecca Zorzi che si invola al canestro e trova fallo. Vediamo di finalizzare qualche tiro libero. Mancano 3 minuti e mezzo alla fine del terzo quarto, 47-25, 2 tiri liberi per la grande Rebecca Zorzi. Niente, oggi tiro libero stragato. Coach Morao che già pensa a quanti migliaia di tiri liberi farà provare la prossima settimana, 0 su 2 anche questa volta. Elena Ferrara prende l'imbalzo, si invola, sbaglia, ma nuovo azione offensiva delle ragazze che mantengono una grande concentrazione. La Ferrara va sul fondo, questa volta realizza palla recuperata per Stessi, che si inventa un super passaggione alto per le lunghe leve della Tolando, che però non realizza da sotto per un canestro tutto sommato abbastanza facile, ma alla fine passi di Rebecca Zorzi. Il pubblico di casa alla fine si è azzittito, non fosse altro per il pubblico di ospiti, si è azzittito, non fosse altro per il gioco messo in campo dalle padrone di casa, che lasciano pochi dubbi sull'attuale momento. Tanto Clara De Marchi prova un tiro abbastanza difficile, non riesce. La Ferrara legge la Tolando libera, che sparacchia oggi. La Tolando non è in vena realizzativa, anche se invece difensivamente intanto la Stessi fa una roba meravigliosa, recupera un pallone e la Tolando appoggia una mano a tabellone. Da rivedere assolutamente questa azione negli highlight della giornata, perché è stata un'azione tatticamente molto intelligente, e tecnicamente molto bene finalizzata. Intanto esce tirone tanto in campo entrambe le gemelle Stessi Odumendi. Tanto la Ferrara si
di vincolo difensore, trova un bel passaggio per l'Atolando che fa un bel movimento, sbaglia, poi prende il balzo in attacco da sola, non hanno centimetri per contrastarla e va a realizzare dopo l'imbalzo offensivo 53-25, quasi troppo severo questo punteggio per il gioco espresso nel primo tempo dalle ragazze di casa, che sono anche un po', come dire, disunite. Adesso non costruiscono gioco ma tirano, tanto dire, anche con passe verticalizzative. Tanto Tracy si occupa di portare giù il pallone ma lo perde. Cambio intanto nelle file del Marano, entra col numero 7 Ema Zarantonello, col numero 1 il capitano Eva Totti, esce il numero 14 Clara De Marchi e il numero 4 Greta Martini. Tanto nuova rimessa per il Marano. La Sofia va dentro ma viene chiusa, apre per il numero 7, quasi tira da 3, poi si ferma, gira sul perimetro, fanno buona guardia al pitturato dei ragazzi di casa, prova il numero 30 a sfondare ma non trova varchi, la Sofia, Sella, tanto bellissimo movimento della Eva Totti che prova un sottomano che non riesce, tanto le due gemelle si passano il pallone un po' troppo lungo e lo perdono. Possibilità di contropiede per le maranesi, va fino in fondo Noemi Lombardi, arriva un bel canestro in terzo tempo accorciando un po' le distanze, 53-27, manca un minuto alla fine ad Elena Ferrara, fallaccio di Eva Totti, tra l'altro aggravata mi sembra da numerosi falli, non vorrei che andasse fuori per il numero di falli raggiunti. Tanto si riprende Elena Ferrara e sono altri due tiri liberi. Vediamo se sbagliamo l'ennesimo tiro libero. È un po' scorato, non deve scorarsi perché tiri liberi sbagliati, ha comunque realizzato un sacco di canestri da dentro l'area che valgono sicuramente un'ottima prestazione. Esce anche questo, Sofia Atolando non trattiene il rimbalzo ma ci pensa la Rebecca, tiro da 3, secondo tiro da 3 da parte dell'Elena Ferrara che esce, viene richiamato in panchina. Brava Elena! Sostituita dal numero 29 Nina Pizzinato. Adesso attenzione al contropiede, subito bloccato la Sofia Atolando sta esprimendo una partita difensiva veramente notevole, va a recuperare il pallone, subisce il fallo, tra l'altro secondo me è il quinto fallo di Eva Totti, quindi finisce qui la partita per la capitana, non è riuscita a trattenere le giocatrici di casa. Brutta notizia per esce l'ennesimo. Abbiamo stragato i tiri liberi veramente. Prestazione dei liberi veramente degna di nota negativa, ma una partita complessivamente molto positiva. Altro 0-2, intanto la stessi Odomè va a guadagnarsi la palla 2 ma la freccia dice Marano di Centino. Sofia Atolando va indagata questa sua mutazione in mastino difensivo da realizzatrice. Cosa è successo? Non si sa, forse non l'aveva sfruttato. Comunque alla fine nuova rimessa, nuova intercetto di Stacey Odomè
A questo punto per la squadra però devo dire soffiattolando va a prendere il pallone, non si intende con Stessi e niente, nuova rimessa, sono ormai 2 ore e mezzo che sono lì sulla linea di fondo a cercare di fare la rimessa, alla fine in qualche modo si dipanna il gioco in attacco, un bel passaggio tra Carlotta Randone e Noemi Lombardi, ma nel tentativo di recupero da parte di Stessi Odumer commette fallo e quindi rimessa per il Marano. Se ti palleggia in faccia qua è una buona idea, poi si può recuperare il cambio difensivo. Tirano dalla linea di fondo un po' scorata dai ragazzi, non la Sofia Sella che rimane sempre molto attiva, dormita di Pressi che permette alla Sofia dalla fine di realizzare. Intanto finisce, non si avvedano le giocatrici, finisce il terzo quarto con un punteggio di 55-29. Riprende il gioco l'ultimo quarto.